analizzando il periodo della dominazione pisana, che va dal 1200 al 1324, abbiamo visto la storia, le fonti, i luoghi e dal breve di Villa di Chiesa apprendiamo che la miniera era chiamata fossa. Per avviare i lavori minerari era necessario segnare con una X il terreno in cui si intendeva scavare. L'attività estrattiva era libera con un unico obbligo. I lavori dovevano incominciare entro i 3 giorni dalla segnatura del terreno con la X. La settimana lavorativa incominciava a mezzogiorno del lunedì e proseguiva fino alla stessa ora del sabato. Il sabato era il giorno di paga per i lavoratori delle fosse. Le figure più importanti su cui ruotavano tutti i carichi di lavoro erano sostanzialmente due: i picconieri e i bolgaioli. Il breve descrive i cantieri minerari distinguendo i lavori in verticali e orizzontali. I pozzi erano denominati bottini, mentre i canali erano le gallerie. Scavi che la legge prevedeva perfettamente rettilinei. I lavori avvenivano sotto l'occhio attento dei maestri di fossa, i capi servizio dell'epoca, e dei maestri del monte, i funzionari del sistema minerario. I picconieri, i nostri minatori del Medioevo, erano maestri nell'abbattimento delle rocce. Per raggiungere le vene mineralizzate, sgretolavano il monte Tenero con i picconi, punteruoli e mazzette, leve e anche cunei, che però non bastavano in caso del monte Sodo, quindi la roccia dura, dove veniva utilizzata ancora una volta la tecnica del fuoco e dell'acqua. La parete rocciosa veniva prima riscaldata e poi frantumata dopo essere stata bagnata con acqua fredda. Pozzi e gallerie erano illuminati con lampade ad olio animale e per calarsi e risalire dai pozzi si servivano di grossi funi dette canape. Talvolta gli scavi raggiungevano anche 200 metri di profondità. L'estrazione del minerale abbattuto era la parte più faticosa del ciclo. Veniva caricato nei corbelli, ceste con i manici, e attraverso un passamano i manovali lo trasportavano dalla fronte di scavo fino alla bocca della fossa, talvolta con lavori in mani. Basterebbe immaginare cosa significa portare da almeno 200 metri di profondità la cesta fino in superficie. La cesta viaggiava percorrendo scavi verticali e poi veniva depositata nella piazza della fossa. Il minerale veniva separato dallo sterile con una tecnica rimasta invariata sino al secolo scorso. Dopo la pestatura con grossi martelli, i fancelli, che erano gli apprendisti minatori, avviavano la cernita. Il maestro di fossa destinava parte del minerale per pagare le spese dello scavo, consegnando il resto ai proprietari della fossa. La ripartizione e la vendita del minerale avveniva sul luogo di scavo. Veniva venduto a misura e l'unità era il corbello. Il prezzo era dato dal tenore del minerale. Altre due figure del ciclo di produzione sono i misuratori e i pesatori, che erano pubblici funzionari, mentre il valore del minerale era dato dal saggiatore, che non era un funzionario, bensì un lavoratore autonomo. Stabilito il valore, il minerale partiva alla volta della fonderia, materia che vedremo nella prossima pillola.